Salve. Ok, vediamo se è andato tutto bene su Facebook. Io saluto Benissimo. saluto nel Sì, caso. allora, benvenute e benvenuti. Io mi chiamo Sabatina Napolitano. Oggi avremo un intervento brillante, illuminante, particolare, con un'astrofisica, Silvia Cuna Ballero, per parlare, per l'occasione del suo libro, l'ultimo libro pubblicato per Chiare Lettere, 2022, seguiranno quindi delle domande finalizzate ai 4 capitoli del libro, perché il libro è un saggio, è una pubblicazione ricca di documenti, contenuti e dati che gira intorno al tema del nucleare. Il titolo è Travolti da un destino atomico, però chiaramente questo non è l'auspicio, eccolo, questo è il saggio, non è l'auspicio del saggio. Il saggio ha come direttive quelle di informare principalmente e di creare dei ponti attraverso dei dati verso chi effettivamente ne sa poco di nucleare e poco conosce dell'argomento. Quindi penso che sia un saggio utile. Faccio una breve introduzione nella speranza che rientreremo nei 30 minuti, ma io ti chiedo, Silvia, se nel caso sforiamo, se è un problema. No, l'avevo messo in Intuito. conto. No, l'avevo messo in Allora, conto perché può succedere, insomma. sì, allora, la bomba è qualcosa che nei nostri inconsci collettivi, sia allegoricamente che simbolicamente, suona come terrore, timore, paura. Quando c'è stato il periodo degli attentati, chiunque aveva dei parenti fuori dall'Italia pensava subito alle bombe, perché le bombe sono strumenti, ordigni utilizzati anche da quelle che tu definisci delle associazioni non statali, non governative. Quindi il problema del nucleare è profondo e si è reso ancora più da protagonista di dibattiti importanti dal momento in cui nel febbraio 2022 Putin ha minacciato di utilizzare le armi nucleari ai fini appunto proprio di una guerra con l'utilizzo di queste bombe nucleari. Quindi troviamo, Andrea di Ultima Voce trova molto interessante continuare il dibattito intorno al tema del nucleare. Silvia Cuna Ballero, quindi autrice di Travolti da un destino atomico, è astrofisica, impegnata da diversi anni nella comunicazione scientifica e collabora per Rizzoli Education, AIRC, Radio 3 Scienza, scrive per il tascabile Le Scienze Mind. Intorno al tema del nucleare ruotano tante altre parole che fanno terrore e paura come bomba, come la parola bomba, che sono ad esempio radiazioni, armi atomiche, energia nucleare, scorie radioattive. E questo è dovuto sia al cinema, che ha tratto delle versioni comunque che danno un'immagine negativa all'inconscio collettivo, ma è dato anche dalle distruzioni, quindi non solo dalle riproduzioni cinematografiche, ma dalla distruzione che ha dato l'utilizzo del nucleare nella storia. La scienza comunque utilizza il nucleare, sperimenta con nucleare e l'uomo è legato al nucleare. Mhm. Le parole sono ostili, ancora centrale nucleare, scorie radioattive, reattore nucleare, quindi per chi effettivamente non bazzica questi temi e non ne sa assolutamente nulla, anziché provare ad essere trascinato da quella che è la poca informazione, è bene che si trovi a leggere un saggio del genere, soprattutto in questi giorni, ma anche per capire che cosa si associa ad arma di distruzione di massa, che cos'è questa bomba atomica. Nello scorso incontro noi abbiamo parlato degli arsenali che si trovano, delle bombe che si trovano anche in Italia e nel mondo, e anche del disarmo. Questo chiaramente perché? Per non lasciare per quanto noi possiamo, per non lasciare i lettori e il pubblico non informati
su quello che accade sia a livello delle superpotenze, sia quello che scelgono gli scienziati e sia quello che sceglie la popolazione, perché parliamo che in Svizzera, ad esempio, la popolazione può scegliere o non scegliere, ma questo lo andremo a dire. Quindi nonostante ci allontaniamo da quello che è il fare politica, noi vogliamo fare informazione, informazione. Quindi il saggio si divide in parti e le mie domande saranno finalizzate proprio in capitoli, perché l'argomento è talmente vasto che non riuscivo a fare delle domande trasversali, ma preferisco farne per articoli. Allora, per capitoli, perdonami. Nella prima parte più o meno si parla, dico per concetti, i sottotitoli sono, saranno, nel senso che ne andremo a parlare: il potere dell'atomo sottile, una nuova forma di energia, la guerra dei due mondi, uno sporco inganno, il drago che dorme. Quindi tu spieghi che cos'è radiazione, spieghi che cos'è energia nucleare, che cosa sono i test atomici post bellici. E addirittura parli del fatto che Russell, quindi il cugino tra l'altro di Peter Russell, stiamo parlando di Bertrand Russell, Sì. e Einstein, tra cui 9 premi Nobel, hanno presentato un manifesto nel 1955, quindi non molti anni fa, ma si tratta di pochi anni fa, quindi è un fatto recente, contro la proliferazione nucleare, a cui ha fatto seguito una conferenza per il disarmo atomico. Sì, Stavamo parlando del fatto che in Svizzera si trova il bunker antiatomico più grande del mondo, sotto la collina di Sonnenberg, nei pressi di Lucerna. Ecco, la mia prima domanda ruota intorno a questi fenomeni. Prima di tutto, è secondo te importante per uno Stato avere un bunker? E secondariamente, quali sono ad oggi le posizioni degli scienziati rispetto a questo manifesto presentato nel 1955? Allora, comincio da quest'ultima domanda più che altro perché mi viene adesso le posizioni più che degli scienziati puri vanno considerate anche in relazione a coloro che effettivamente hanno a che fare da un punto di vista sia politico, sia tecnico, sia comunque di gestione con le armi atomiche anche da un punto di vista diplomatico, quindi coloro che discutono del disarmo, perché è una opinione che non può limitarsi soltanto a un tipo di attore sociale, ma deve coinvolgerli tutti. E le opinioni comunque non sono, diciamo, non c'è una sul disarmo, che è partito appunto dalle conferenze di Pugwash che sono succedute al disastroso test atomico di Castelbravo, che è stato diciamo un test di successo da un punto di vista tecnico, però che ha causato una contaminazione molto superiore a quello previsto, che poi ha causato anche delle vittime che non c'entravano niente. Quindi in seguito a questo c'è stata una reazione mondiale e quindi sono state indette queste conferenze di Pugwash, c'è stato l'intervento anche del Papa, insomma è stato proprio e da lì si è cominciato effettivamente a parlare di pericolo nucleare, disarmo in modo molto molto più strutturato. Adesso c'è un problema, cioè le armi atomiche esistono. Quindi non si possono disimparare, come dire. Si può fare in modo che la tecnologia per le armi atomiche si diffonda il meno possibile, soprattutto in quei contesti che vengono considerati politicamente instabili e che possono effettivamente ospitare degli attori non statali interessati a destabilizzare la politica internazionale, però di fatto esiste. Da una parte c'è chi dice che finché le armi atomiche esisteranno, esisterà il rischio di utilizzarle o per diciamo colpi di testa di vari governanti o per cioè incidentalmente, magari perché i sistemi di rilevamento captano per sbaglio un attacco e allora reagiscono, insomma. E questo è un rischio troppo grande da correre, quindi bisognerebbe procedere a un disarmo totale. C'è invece chi dice che l'esistenza delle armi atomiche, appunto, come dicevo, non può essere disimparata e quindi
se non si ha un mezzo di ritorsione, quindi di rappresaglia contro un possibile attacco atomico, questo potrebbe invogliare qualcuno a svilupparsi la sua arma atomica al di là di qualunque trattato internazionale, e quindi avere un vantaggio spropositato e un metodo di ricatto sugli altri paesi. Questa è una discussione che in effetti non ha una soluzione semplice. Alcuni tecnici dei laboratori dei laboratori americani che ancora tuttora sviluppano armi atomiche sostengono che il compromesso che si può cercare è quello di disarmare fino a un certo punto, in modo da avere un arsenale minimo per rispondere a un eventuale attacco da parte o di stati instabili oppure governanti instabili, diciamo così, se si può dire, oppure forze non statali terroristiche, per esempio. Con tutto che è difficile individuare chi attaccare quando si tratta di terrorismi delocalizzati, quindi anche lì si aprirebbe un'altra parentesi, magari gestita da un consorzio internazionale che invece che da un singolo paese, ma naturalmente nessuno vuole cedere il potere sulle proprie armi atomiche a un consorzio, quindi è un dibattito estremamente aperto. E sulla questione dei bunker antiatomici è una domanda che anche lì ha dei risvolti storici interessanti, perché uno potrebbe dire sì, è importante averli, ma che cosa facciamo? Devono essere a carico dei cittadini, devono essere a carico dello Stato. E gli Stati Uniti avevano lanciato negli anni 60 una campagna per l'adozione di questi bunker. Non so se ho detto bunker prima, non importa, comunque sono bunker antiatomici. Sì, sono bunker antiatomici, alcuni spingevano perché appunto fosse lo Stato a occuparsene, però era un investimento veramente stratosferico e non tutte le famiglie avevano ovviamente i mezzi per adottarli, quindi alla fine questa campagna ha avuto un'adesione abbastanza superficiale, sì, si fa per dire, con tutto che in un certo periodo c'era un po' questa, come dire, questa moda. Altri paesi invece l'hanno preso molto seriamente, per esempio in Svizzera mi sembra che ancora tutt'oggi i rifugi antiatomici, non soltanto per la guerra, ma anche per gli incidenti a delle centrali, superi la capacità, cioè la capacità superi la popolazione, nel senso il numero degli abitanti, quindi tutti gli abitanti troverebbero un posto e hanno fatto questa decisione che quindi gli abitanti però della città, sarebbe bello se tutti gli abitanti anche limitrofi troverebbero un posto. Sì, no, gli abitanti sì. Fino a 20.000 penso, se non ho letto male, erano fino a 20.000 posti. Allora, questo è il tunnel di Lucerna, che però si è rivelato completamente impraticabile, perché quindi quello di perdonami. 20.000 posti adesso è stato ridotto a 2.000 posti, perché 20.000 posti però c'erano alcuni piccoli dettagli del tipo scompartimenti con 64 cuccette in cui stare 2 settimane, portandosi cibo e acqua per 2 settimane, quindi il un bunker bagno più piano, cioè, era una cosa abbastanza, però diciamo che la Svizzera come territorio ha provveduto a tutti i suoi cittadini. Altri paesi hanno una copertura, adesso non mi ricordo precisamente, ma mi pare che uno dei paesi scandinavi abbia una copertura del 60-70% della popolazione. Della popolazione, di tutta la popolazione. Quindi sono enormi. Sono disseminati, più che altro sono disseminati alcuni rispetto in abitazioni private, per altri si devono pagare le tasse per accedere ad altri rifugi presso o degli agglomerati o delle strutture pubbliche. In Unione Sovietica, diciamo, la cosa è stata fatta in modo un pochino più stealth, nel senso che alcune strutture di utilizzo pubblico sono adattabili anche come rifugio antiatomico, quindi per esempio la metropolitana di Mosca uno va a vedere la metropolitana di Mosca e sono stata meravigliata da queste strutture bellissime, grandissime, una cosa fantastica. Poi soltanto dopo ho scoperto che sono state fatte così grandi, così ampie, anche perché servivano eventualmente anche come rifugio antiaereo, nel senso non soltanto però ovviamente anche per rifugio.
È un problema, diciamo, di coperta corta, come si dice. Adesso noi ha senso che investiamo in rifugi antiatomici, bisogna sempre fare un discorso di priorità. Io in Italia questa priorità non la vedo, anche perché una guerra nucleare, adesso io non dico che sia impossibile, di impossibile non c'è niente, perché a qualcuno può tirare, un governante può girare completamente il boccino, come dice Stranamore, in Stranamore, e può decidere di lanciare un'offensiva perché così, perché non ha più nulla da perdere, perché questioni di, non lo so. Però quello, ammettendo che in questo momento gli stati possessori di armi atomiche siano guidati da persone che conservano comunque un minimo di razionalità, qualunque attacco darebbe luogo a una ritorsione massiccia e quindi a una distruzione a livelli che difficilmente sarebbero accettabili e giustificabili da un punto di vista dell'immagine, politicamente, quello che è. Quindi io vedo ancora il rischio di un attacco atomico, diciamo, su scala globale come lontano. E spero di non sbagliarmi, naturalmente, perché questa naturalmente è una di quelle cose in cui intervengono talmente tanti fattori incerti che cioè, dovrei essere nella testa delle persone, dei governanti. Questo è letteralmente impossibile, però gran parte delle dichiarazioni che sono fatte sono il cosiddetto posturing. Ti faccio vedere che io ho le armi, ti faccio vedere che io posso rispondere a un attacco perché così tu sei disincentivato dall'attaccare per primo, e quindi questo non fa bene, nel senso che comunque crea molta tensione, però bisogna anche, diciamo, capisco le persone che sentendo queste cose, non avendo, diciamo, studiato il posturing che si utilizza con le armi atomiche, che essenzialmente consiste nel ti faccio vedere che io sono disposto a utilizzare le armi atomiche perché tu non mi costringa a farlo, perché tu non le usi e quindi ti minaccio per disinnescare la minaccia. Però questo, diciamo, che ai rapporti internazionali e comunque a livello di opinione pubblica è diciamo, crea un clima veramente, veramente pesante. Però naturalmente adesso con una serie di emergenze concomitanti io non mi metterei sinceramente a pensare ai rifugi antiatomici, cioè veramente sono l'ultima cosa nella lista, e abbiamo una crisi energetica, abbiamo una crisi sociale in corso, abbiamo una crisi climatica e abbiamo anche una crisi economica da strascichi della Sì, è pandemia. come tu dici, però nel momento in cui Putin minaccia di utilizzare le armi, allora il rifugio antiatomico è quello che umanamente come sopravvivenza tu pensi la prima cosa al rifugio. Sì, Quindi uno ci pensa umanamente, appunto la politica deve fare, purtroppo questo è il compito amaro della politica, deve fare un po' il bilancio tra quello che è il pensare immediato umanamente e quello che effettivamente sono le esigenze reali, concrete, da affrontare. Noi non credo che il nostro paese abbia le risorse per permettere della costruzione di rifugi antiatomici adesso, ma neanche nel prossimo futuro, e non credo che le persone ce le abbiano queste cose. e questa è una cosa abbastanza pericolosa, a mio parere, perché comunque il nucleare esiste. Dal momento in cui io credo più giusto che dal momento in cui non è politica, stiamo informando, ma logicamente dal momento in cui esiste il pericolo del nucleare, come tu stessa hai detto, siamo nelle mani delle superpotenze, quindi possono anche pensare in negativo, in positivo, ci deve essere la risposta. Se non ci sono, avete creato il nucleare ma non ci sono i rifugi, come potremmo risolvere un domani? Vabbè, comunque in sostanza noi abbiamo parlato anche quindi di che cosa è una bomba atomica. Tu hai fatto riferimento a Hiroshima, Nagasaki, hai spesso detto anche nei tuoi video che quando parliamo di bomba
si parla di una bomba a neutroni, quindi che produce tramite una reazione di fissione energia a raggi gamma, energia termica. Io ho scritto addirittura un romanzo che gira intorno anche a questa questione degli origami, per la bambina che è morta, Sadako Sasaki, è morta proprio per le radiazioni, penso, i raggi gamma che venivano. Sì, no, ho uno di quegli origami lassù su un libro che parla proprio del post Hiroshima. Sì. È E quindi, ma manco a farla apposta, perché io sentivo una sensibilità verso questo argomento, perché io credo in questo argomento. Anche il tuo scritto non penso sia più fatale che casuale, ahimè. E quindi tu spieghi proprio a livello chimico che cosa si intende per reazioni di fissione, che cosa si intende per il nocciolo, perché un radiatore nucleare può essere pericoloso e perché può essere pericoloso tenere in funzione una centrale nucleare. Il fatto è questo: nella seconda parte del saggio tu parli della zona di esclusione di Chernobyl. Quanto ci puoi dire in merito a questa zona? Diciamo che ho cercato di raccontarla così come l'ho vissuta, mentre ovviamente raccontavo quello che poi era successo. Adesso sono 36 anni fa. La zona è un po' una specie di monumento a quella che si potrebbe definire la hybris, perché non è tanto la tecnologia nucleare che vuol... Sì, un po' sì, però la tecnologia nucleare nel contesto di Chernobyl rappresenta più che altro uno dei pilastri dell'orgoglio, del sogno sovietico di potenza, di autonomia, diciamo di immagine di forza che voleva comunque trasmettere al popolo e anche, diciamo, in parte all'esterno. Poi uno va a scavare e vede che in realtà l'incidente era prevenibile, perché c'erano stati degli eventi che avevano dato dei segnali che quel tipo di centrali andava un po' governato in un certo modo, ma queste informazioni non erano state divulgate, perché gli operai e il personale della centrale dovevano continuare a vivere in questa mito dell'atomo, mi verrebbe da dire prometeiano dell'atomo. Infatti c'è una statua di Prometeo proprio che dona il fuoco agli uomini davanti alla centrale. È pieno di questa simbologia che dà quasi un senso di fatalità, di ironia del destino in questa. Quindi è un po' un simbolo di questa, anche un po' del crollo di questa tracotanza dell'immagine dell'Unione Sovietica verso se stessa, che era basata, un'immagine che era basata molto sull'omertà, sul silenzio, sulla chiusura e sull'esaltazione acritica dei mezzi che il paese utilizzava per rendersi grande. Infatti era molto Pripyat, che è la città presso la quale sorgeva la centrale nucleare, era una città molto giovane, perché c'erano molti operai qualificati che venivano a lavorare lì, avevano degli standard di vita molto superiori al resto dell'Unione Sovietica, erano tutti estremamente orgogliosi di contribuire al progresso, un progresso che però si basava su tutta una serie di pressioni da parte della politica, che richiedeva di tagliare i costi, accelerare i tempi, aumentare la produzione, mantenere questa produzione anche a costo di spingere un po' su questi macchinari, e poi alla fine questo è venuto a convergere cioè nel disastro nucleare peggiore della storia, ovviamente, e in uno dei disastri tecnologici peggiori della storia, perché ricordato diciamo è memorabile, è diventato, come dico nel libro, è diventato un meme antelitteram, cioè Chernobyl sappiamo tutti cos'è, abbiamo la nostra immagine. Poi se uno va a scavare si rende conto che effettivamente tu nella zona di esclusione ci puoi entrare, ci puoi stare, e ti rendi conto di tante cose, del fatto che per esempio una zona completamente
deumanizzata, è una zona dove la radioattività sembra quasi l'ultimo dei problemi, perché la natura si riprende, le popolazioni di animali selvatici come lupi, daini, eccetera, eccetera, diventano superiori a quelle che c'erano prima dell'incidente. Le piante sono una cosa assolutamente incredibile, nel senso. E allora ti rendi conto che il problema del rapporto tra la tecnologia e l'ambiente è un problema che va visto in un'ottica un pochino più ampia rispetto alla sola radioattività. Quindi poi diciamo che quando sei lì ti vengono in mente tante cose, tante assurdità, come il radar, il mega radar che doveva essere segreto, che però emetteva talmente tanta energia nelle sue, il Duga, che era il famoso radar Duga, emetteva talmente tanta energia che disturbava le trasmissioni di mezza Europa e tutti avevano capito che era lì, cioè nel senso, anche se non sapevano che cosa fosse. Cioè emergono a vari livelli le contraddizioni di questo paese che aveva le sue priorità e quindi ha trascinato tutti quanti effettivamente in questo destino atomico di Chernobyl, che è ricordata per questo motivo, nonostante sia una zona che, per esempio, la città stessa di Chernobyl aveva una cultura antichissima, ma di queste cose non si ricorda nessuno. E girando lì, diciamo, lì intorno, con le guide, che la nostra guida aveva questa particolarità di raccontarci la versione ufficiale, la versione complottista e poi la sua versione che non era né l'una né l'altra, quindi ti facevi un'idea di come la verità in quel contesto fosse una questione un po' mi verrebbe da dire quasi di contrattazione. La verità viene dalla contrattazione, dipende da quale verità vuoi sentire. Io te le dico tutte, poi tu scegli quella che preferisci, ecco. E se uno poi va a decostruire Chernobyl dopo aver visto un po' di cose, serie TV che ovviamente punta un pochino di più sull'impatto narrativo, il modo in cui c'è stata raccontata, io naturalmente ho conosciuto il nucleare quando ero molto piccola, io forse non dovrei dirlo, ma ho 42 anni, quindi quando c'è stato il disastro di Chernobyl avevo 6 anni, è stata la prima volta che ho sentito parlare di nucleare, ovviamente immediatamente si è fissata questa immagine, sono stati delle cose che hanno avuto un enorme strascico e ancora se ne parla ancora, però ti domandi effettivamente, ok, ma che cosa strana, nel senso, è un incidente di cui si continua a parlare dopo 36 anni, ma quanto spesso succede che noi pensiamo a una tecnologia e la ricolleghiamo immediatamente alla cosa peggiore che è successa con quella tecnologia? Non succede per tante cose. Nel senso, se noi pensiamo all'industria chimica, non pensiamo immediatamente all'incidente di Seveso, perché vabbè, forse perché l'industria chimica è molto più variegata, ma perché forse lo consideriamo come un incidente industriale come tanti, mentre invece nel nostro immaginario è strano e te ne rendi conto come Chernobyl sia qualcosa di completamente diverso, sia qualcosa che si racconta in modo completamente diverso, che quindi ci sono i bambini di Chernobyl e poi vai a vedere il numero di vittime e ti rendi conto che lì ci sono tanti livelli quando si parla del numero di vittime, perché una cosa sono le vittime della radioattività, che sono molto difficili da quantificare, ma sembrano essere molte meno di quelle che vengono raccontate, con tutto che ovviamente i dati ufficiali sono contestati, perché uno non sa mai come prendere queste obiezioni, perché è un po' difficile dire, cioè è un po' difficile effettivamente fare indagini epidemiologiche quando c'è la radioattività di mezzo, con tutto che il nesso casuale con l'incidente e con l'esposizione radioattiva ha trovato meno di 100 vittime dirette. Però l'incidente non è stato solo questo, è stata la disgregazione di una società, è stata la disgregazione di una comunità ed è stato un sogno che si è infranto. E infatti di lì a poco c'è stato poi anche tutto il crollo dell'Unione Sovietica che si è sovrapposto, lo stato sociale che si è disgregato anch'esso, le persone rimaste da un momento all'altro senza lavoro, senza assistenza sanitaria, sballottate da un punto all'altro. E quali sono state? Cioè si può veramente distinguere la parte
prettamente tecnologica dell'incidente da queste parti sociali. E io, diciamo, ho una risposta che effettivamente le cose non si possono così facilmente disaccoppiare, quindi non si può minimizzare Chernobyl dicendo ha fatto soltanto 100 vittime dirette alla radioattività, è stato molto di più di questo. Grazie per questa risposta, spero esaustiva anche per chi ci sta guardando e chi ci guarderà. Allora, la terza parte del saggio tratta ancora dei disastri nucleari di Chernobyl, Fukushima e altri meno conosciuti, come ad esempio l'incidente a Sellafield. Tu ci illustri dettagliatamente cosa si rischia con un disastro nucleare, quali sono le conseguenze, come si classificano le scorie radioattive per mare e via terra e i rifiuti di alto livello. La mia domanda era appunto questa, sulle scorie radioattive. Volevo un attimo cercare di fare un richiamo minimo, perché poi consiglio vivamente la lettura del romanzo, proprio perché si parla tanto delle scorie radioattive, ma c'è pochissima informazione. Sì, diciamo che anche lì sulle scorie radioattive c'è molto immaginario e poi quando uno va a vedere le cose sono molto più ridimensionate. Ora, io non voglio negare che le scorie radioattive rappresentino un problema come è un problema qualunque tipo di rifiuto industriale. Loro hanno la loro tossicità, hanno il fatto che comunque non si possono neutralizzare chimicamente, l'unica cosa che si può fare è aspettare e in alcuni casi quando si tratta di scorie provenienti dai reattori i tempi di attesa sono molto lunghi, sono tempi che corrispondono praticamente a delle ere delle ere evolutive, ecco, si parla di depositi permanenti per scorie di 100.000 anni. 100.000 anni sono qualcosa che ci riporta ancora a quando di specie umane ce n'erano più di una, c'erano le tigri con i denti a sciabola e quindi eccetera. Quindi come possiamo gestire una cosa che esce così tanto dal nostro controllo temporale? E naturalmente diciamo che la tecnologia c'è, nel senso che alla fine, dopo lungo tempo, inizialmente il problema della scoria è stato sottostimato perché le prime centrali nucleari sono state sviluppate a cavallo tra gli anni 50 e 60, c'è stata questa diffusione in un periodo in cui le preoccupazioni ambientali erano abbastanza, come dire, di nicchia, non c'era stato un vero e proprio movimento ambientalista che ponesse l'accento su quanto l'industria dovesse fare i conti anche con il suo impatto ambientale e per converso anche sulla salute dei cittadini. Quello che importava era produrre materiali, produrre risorse, produrre energia, produrre lavoro e poi ci si pensa, ecco. E quindi le centrali nucleari seguivano questa linea che era un po' la linea di tutta l'industria. E quindi inizialmente il problema delle scorie è stato gestito così, dicendo sì, stiamo producendo queste scorie, le mettiamo un po' da parte, le sorvegliamo, le schermiamo, poi ci penserà qualcun altro a gestirle definitivamente, perché era sempre un po' così. Adesso le cose sono un po' cambiate, diciamo da 15 anni a questa parte i permessi per la costruzione di una centrale nucleare, oltre a dover rispondere a determinati requisiti territoriali e di altro tipo, devono avere un piano per lo smaltimento delle scorie e quindi devono sapere che cosa succederà ai rifiuti radioattivi prodotti dall'energia nucleare, perché a parentesi, non ci sono solo quelli, ci sono anche quelli della medicina, dalla ricerca, quindi non è che rinunciando al nucleare si rinuncia ai rifiuti radioattivi, sono di diverso tipo. Però dicevo, una centrale nucleare che viene costruita adesso e che si presuppone durerà 30 anni, 40 anni, perché quelle di ultima generazione hanno tempi di vita più lunghi, deve avere già un piano per lo smaltimento. Il problema è che appunto questi depositi permanenti vanno cercati ovviamente con particolari cautele, perché devono essere depositi stabili, senza infiltrazioni,
geologicamente stabili, senza infiltrazioni, ben schermati, e la tecnologia utilizzata per l'isolamento e per l'immobilizzazione delle scorie deve essere ben sperimentata. E finora soltanto la Finlandia ha trovato questo famoso deposito geologico di Onkalo, dove queste scorie vengono interrate in modo permanente, e pare che la zona sia stata ben studiata per essere vicino all'intersezione di due faglie lungo le quali eventuali energie sismiche si scaricherebbero, quindi lasciando il deposito intatto, e questo deposito dovrebbe fungere da apripista per altri tipi di depositi. Quindi la gente sta vedendo, per esempio la Svezia, che è lì vicino alla Finlandia, che ha costruito questo deposito permanente, ha detto che se questa esperienza si rivela positiva, ovviamente nei prossimi anni, non nei prossimi 100.000 anni, perché stiamo parlando di progetti futuri, allora farà il suo. Perché non si è pensato prima a questo problema? In parte, appunto, dicevo, un po' per deresponsabilizzazione, si dice esternalizzazione del rischio ambientale alle generazioni successive, che era appunto un tratto comune, ma anche perché queste scorie di alto livello, che sono quelle più radioattive, più calde anche, prodotte dalle centrali nucleari, sono in volumi molto ridotti perché l'uranio e comunque i combustibili nucleari possono produrre molta energia in un volume molto piccolo, e quindi anche i rifiuti sono in volumi molto piccoli. Tutta la produzione di energia nucleare della Svizzera, per esempio, sta in un magazzino, in uno stanzone sotterraneo, e c'è ancora molto spazio. Tutta la produzione, adesso qualcuno aveva fatto una stima dicendo che tutta la produzione di scorie di alto livello di tutta l'industria nucleare, da quando è nata ai giorni nostri, copre un campo di calcio alto 3 piani. E se noi facciamo il confronto con rifiuti industriali di alto tipo, si tratta di volumi molto molto minori. Quindi finora, non essendoci problemi di spazio e di capienza, sono stati immagazzinati temporaneamente in superficie, ben schermati, trattati, condensati, eccetera, eccetera, in modo che possano essere sotto controllo umano, ecco. Sì. Poi ci sono rifiuti di altro tipo, ma quelli sono meno problematici, nel senso che poi decadono in tempi più brevi, e quindi hanno bisogno soltanto di depositi temporanei, perché poi arriveranno alla radioattività di fondo, che è la radioattività naturale. Diciamo, negli anni 90, scusa, si è anche deciso che lo scarico di barili di rifiuti radioattivi a mare era non più accettabile, perché comunque anche la sensibilità nei confronti del rischio ambientale muta col tempo, tendenzialmente, almeno negli ultimi 30 anni, 30-40 anni, è mutata verso una maggiore attenzione a questo tipo di interventi. Quindi si è deciso che i rifiuti radioattivi vanno mantenuti a terra, quindi queste procedure di scarico a mare dei barili, comunque anche lì sigillati, bisogna vedere un attimino, perché ripeto, negli anni 60, 60, 70 non ci si facevano tante domande, adesso non si fa più, ecco. Quindi comunque c'è una tendenza a porre maggiore attenzione a questo problema, che è un problema effettivamente che soltanto adesso si sta avviando forse a un accenno di soluzione pratica con questo nuovo deposito permanente, con tutto che effettivamente i paesi fanno fatica a trovare dei depositi permanenti, anche perché molto spesso la contrattazione politica col territorio avviene in modi non adeguati, nel senso che non si può prescindere dal fatto che la popolazione locale sia o meno d'accordo, perché se tu dici sì, a proposito, domani vi faccio un deposito per le scorie, giustamente la popolazione dice un attimo, parliamone, nel senso. E questo è successo con il governo Berlusconi bis, che aveva individuato il deposito di Scanzano Jonico, e un deposito che da un punto di vista puramente tecnico non è una
cattiva scelta, con tutto che naturalmente vanno fatte le necessarie indagini per vedere se sarebbe adeguato, eccetera. Però è stata una scelta imposta, e questo tipo di scelte non possono essere imposte. In America avevano trovato il deposito di Yucca Flats, però purtroppo l'America ha anche altri problemi, perché storicamente in America chi ha subito di più le conseguenze ambientali di un nucleare che inizialmente era gestito in modo orientato più al risultato dal punto di vista sia della produzione di armi, sia della produzione di energia, che all'attenzione ambientale, chi ha avuto le peggiori conseguenze in determinati contesti di questa gestione irresponsabile dell'energia atomica sono stati per esempio i nativi americani. E c'è stato l'incidente di Church Rock in cui ci sono state poche settimane prima di 3 Mile Island, forse pochi mesi, vabbè, comunque nello stesso anno, e ne hanno fatto le spese. C'è stato uno sversamento lungo un fiume a cui si abbeveravano parecchie comunità di nativi. I nativi venivano impiegati a basso costo, non venivano informati dei rischi nelle miniere di uranio, per esempio, e naturalmente dove vai a scegliere la località per il deposito permanente? In un posto sacro per i nativi. Quindi giustamente qualcuno ha detto sì, però questo ci sembra un po' accanimento, quindi Yucca Flats non è stato bocciato, nonostante da un punto di vista strutturale sia rispondente ai requisiti che si richiedono a un deposito. Però diciamo che qui sconta un po' una storia di rapporto con le popolazioni native che non è proprio idilliaca, ecco, e quindi si è giocato un po' la collaborazione, il governo americano, l'industria energetica americana si è giocata un po' la collaborazione delle popolazioni locali, quindi il processo si deve rifare da capo. Allora, come dicevo altrove, il rischio di avere delle scorie in superficie non interrate è un rischio chiaramente che esiste. Non esiste la sicurezza zero, con tutto che ovviamente è studiata, questi cask che li contengono sono estremamente resistenti, sono stati investiti da treni, sono stati buttati prima, no, ovviamente da vuoti, ecco, sono stati buttati, quindi se le cose sono fatte bene, ed è un sé che naturalmente è ricorrente in questa cosa, dovrebbero costituire un rischio molto gestibile e molto controllabile. Però è un rischio, c'è. E quindi il discorso lì va fatto: ok, questo è un rischio che sappiamo come gestire. Qual è l'alternativa? L'alternativa è rinunciare completamente all'energia nucleare. Siamo pronti a farlo? Cosa significa da un punto di vista pratico? Alcuni paesi, noi in Europa, la Germania, ha rinunciato completamente all'energia nucleare, ma si è trovata a dover fare affidamento a delle fonti molto più inquinanti, molto più dannose per la popolazione. Quindi da una parte hai delle scorie che sì, è vero, ti dà fastidio, diciamo psicologicamente ti inquieta sapere che le stai producendo, ma dall'altra parte hai del particolato delle centrali a carbone che è esso stesso radioattivo peraltro e che ti respiri e che causa i cambiamenti climatici. Quindi in quel contesto forse il rischio delle scorie era più preferibile, perché naturalmente si tratta se sempre così possiamo parlare, se così possiamo dire. sì. No, perché diciamo che si va un po' dalla padella alla brace, però la Germania d'altronde anche lì ha una storia non troppo felice dei suoi rapporti con il nucleare, quindi diciamo che in parte l'opinione pubblica, in parte c'è comunque una certa coesione politica nell'abbandonare il nucleare, quindi si va in quella direzione, anche se significa tirare giù degli interi paesi per aprire miniere di carbone. Vabbè, questa potrebbe essere veramente tutti gli argomenti, per ogni capitolo si dovrebbe dedicare una intervista mirata. Mi piace che anch'io c'è poco tempo che stiamo andando
Allora, nella quarta parte del saggio si parla della differenza tra il nucleare inteso nel settore energetico e il nucleare usato nel settore medico. Per intenderci, la radioterapia o la medicina nucleare, la risonanza magnetica, la PET. Si passa poi alle centrali nucleari, costose da costruire, mantenere e smantellare. Costa intorno agli 8 miliardi di euro costruire un impianto nucleare e dopo lo spegnimento il suo nocciolo dovrebbe essere controllato per anni o decenni. Gli enti che controllano e ispezionano gli impianti nucleari sono l'AIEA, l'Associazione Mondiale degli Operatori Nucleari, il World Institute for Nuclear Security e altre varie agenzie no profit che si occupano di formazione e sicurezza nucleare. Le conclusioni quindi di Silvia, da questo punto di vista condivisibili, sono che l'ambientalismo per dialogare col nucleare chiederebbe in cambio la formazione di un nuovo paradigma della stessa portata di quello di una rivoluzione sociale o scientifica. Il dialogo quindi tra l'ambientalismo e tutto quello che riguarda il nucleare, secondo te quali potrebbero essere i ponti di dialogo, di comunicazione? Allora, Un'altra, l'ultima domanda è appunto questa, l'importanza del nucleare nella nostra vita è legato soprattutto alla medicina, perché se noi pensiamo a una vita senza la possibilità di poter utilizzare la risonanza magnetica, una PET o la radioterapia, è una vita che non ha lo stesso grado di benessere di cui gode oggi. Quindi il nucleare è necessario, ma soprattutto la ricerca nucleare. Tra l'altro in famiglia ho anche una cugina che è fisico, quindi penso che lavori in una centrale nucleare. Però io sono per il disarmo, ma sono per la ricerca scientifica, perché sono a pro della scienza, so che cosa significa la scienza, chiaramente non dilunghiamoci, però ecco, questi sono i punti che volevo trattare in chiusura, anche se sono complessi. Sì, diciamo che la ricetta per collegare l'ambientalismo al sostegno al nucleare, quindi trovare un terreno comune, se ce l'avessi sarebbe bello, ma non esiste, nel senso che ogni contesto nazionale e anche ogni contesto a volte locale richiede un'attenzione diversificata, richiede comunque una conoscenza delle esperienze delle persone che hanno avuto non soltanto con il nucleare in sé, ma da una parte con la grande industria e dall'altra parte con le istituzioni, perché la tecnologia nucleare ci arriva tramite un'azione politica. Ed è vero che esistono agenzie di controllo, ma sono agenzie di controllo che in parte agiscono tramite attori intermedi, perché ovviamente una centrale nucleare si appalta, si devono scegliere le persone e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonostante ovviamente stabilisca dei requisiti, non ha una penetrazione infinita perché è un'agenzia e quindi ha tante cose da fare. Poi naturalmente si spera che con queste associazioni, con la sindacalizzazione degli operatori del settore nucleare che è avvenuta in tempi post Chernobyl, comunque aiuti a rendere l'industria nucleare ancora più sicura e quindi a fornire comunque uno strumento, perché l'energia nucleare va considerata uno strumento per ottenere degli obiettivi ambientali, che sono quelli dell'abbassare le emissioni in una situazione di grande urgenza. Ma questo strumento va adattato al contesto. Se abbiamo un contesto, che mi viene in mente quello italiano, fortemente dove la fiducia nella grande industria, nel nucleare, nelle istituzioni è gravemente compromessa per quanto riguarda le grandi opere con un possibile impatto, la fiducia va ricostruita nei tempi giusti, si deve instaurare un dialogo, si deve instaurare un canale informativo non giudicante, perché alla fine se le persone hanno una paura, non è che tu gli dici no, questa tua paura è stupida, questa paura se ne va via. Quindi, per esempio, adesso tiro in mezzo il deposito nazionale. Il deposito nazionale va fatto perché, come dicevi, il deposito nazionale serve anche per i rifiuti provenienti dal settore medico. Se noi rinunciassimo al settore medico che fa uso di
sostanze radioattive che poi producono rifiuti nucleari di un certo tipo, la nostra qualità di vita, la nostra prospettiva di vita senza le analisi di medicina nucleare sarebbe drasticamente peggiore. Quindi è un problema che va risolto a prescindere dal proprio sostegno all'energia nucleare o no. Però il fatto che questa cosa si debba fare, perché avere 20 depositi disseminati lungo il territorio, gestiti in alcuni casi da privati, dalle competenze non chiarissime e in alcuni casi gestiti non proprio bene, perché ci sono stati dei casi di malversazioni, anche delle condanne. In Puglia, per esempio, mi viene in mente questo, ma non è l'unico caso. E è molto meglio avere un unico deposito controllato, costruito secondo standard in una zona che è, però naturalmente nessuno è entusiasta di dire ok, fallo qui, perché si pensa che non sarà fatto nel modo giusto. Noi abbiamo le conoscenze necessarie per farlo nel modo giusto. La tecnologia è una tecnologia nota, è una tecnologia collaudata, ma chi controlla le agenzie di controllo? Non è che ci sono dei conflitti di interessi, non è che ci sono... E questo è queste sono le domande le vere domande a cui bisogna rispondere. Non tanto, non solo, diciamo, perché poi naturalmente c'è una parte di cognizione che è importante, quindi spiegare in che cosa consiste il deposito, spiegare perché è importante, spiegare perché non possiamo farne a meno, perché significherebbe fare a meno della medicina nucleare, questo è uno, o anche della ricerca, e dall'altra parte trovare i modi di captare le vere esigenze, quelle che sono le vere domande dietro l'opposizione, ascoltarle e trovare il modo di effettivamente dare una risposta che dia senso, che una vera risposta a quelle domande, non svicolarle da un punto di vista fornendo delle analisi del rischio che lasciano un pochino il tempo che trovano. Quindi effettivamente riconoscere che c'è stata una frattura da ricomporre e quindi lavorare con tutti gli attori possibili, associazioni locali, politica, quindi istituzioni locali e nazionali, quindi fare una cosa veramente, e questo è quello che sta facendo per esempio Sogin per questo deposito con la discussione che è stata fatta con tutta la cittadinanza, e che adesso, dopo un periodo molto lungo dovuto anche purtroppo a problemi burocratici politici, altri contesti invece hanno bisogno, diciamo, questo ricerca del deposito unico si spera che si stia avviando nei prossimi anni alla fine, anche se purtroppo devo dire ci crederò quando lo vedrò, un po' come la soluzione di questo teleromanzo, ci crederò quando la vedrò terminata, e naturalmente bisognerà vigilare che sia fatta bene, tutti dovranno vigilare che sia fatta bene, quindi... Però io credo che anche dalle università non venga tanta informazione, proprio dai fisici. Allora, ultimamente chi si occupa di ricerca medica non fanno tanta informazione. Per esempio nel campo delle biotecnologie, che è un campo che ho bazzicato per tanti anni, si fa un'estrema informazione, a ragione del fatto che comunque c'è bisogno continuamente di fondi per la ricerca. Meno per la ricerca che riguarda il nucleare, che tra l'altro è una ricerca molto importante, perché appunto porta avanti i mezzi per fare le analisi, i mezzi per valutarci, quindi la parola nucleare è talmente ossica, dà talmente paura che evidentemente anche nel campo della medicina nucleare non c'è una informazione ramificata. Ecco, diciamo che quando si tratta di medicina nucleare la parte importante per il cittadino è sapere quando io mi devo sottoporre a un esame nucleare che rischio corre, quindi posso scegliere io per me. E quindi invece di fare una informazione diciamo ad ampio spettro, ci si concentra sulla comunicazione medico e paziente, e forse in quel caso
è quello che serve, diciamo, almeno forse non si sente l'esigenza di fare un'informazione più diramata. Per quanto riguarda l'energia nucleare, diciamo, recentemente sono sorti alcuni progetti, però non progetti legati effettivamente all'accademia, non sono progetti universitari. Io qualche anno fa avevo fatto non mi viene da chiamarla inchiesta perché non è una vera e propria inchiesta, però comunque una mia indagine sulla ragione per cui c'erano attriti, per esempio, con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso e la popolazione circostante, ed è venuto fuori che effettivamente l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare storicamente è stato un po', ha avuto questo atteggiamento un po' non estremamente propositivo, anche se pure lì le cose stanno cambiando, forse un po' tardi, un po' lentamente, però in effetti da fisica, diciamo, devo ammettere che noi fisici non abbiamo investito tantissimo in un certo tipo di cosiddetto outreach, quindi nel raggiungere effettivamente la cittadinanza e fare questo tipo di informazione ramificata. E come istituzione, appunto, come accademia, come università e come questo tipo di informazione formale. E diciamo che non so spiegarmi il motivo, forse è una questione di cultura, ecco. Anche perché ne siete pochi, in Italia sono pochi i fisici. Non siamo Mm. neanche tanti, ma comunque è anche una questione culturale, perché invece nei paesi anglosassoni si fa molta più, anche a prescindere dalla numerosità, c'è molta più attenzione a queste cose, ma lì è una cultura dell'informazione diversa, che quindi è molto più pervasiva. Adesso diciamo che appunto ci sono questi progetti di divulgazione sul nucleare che stanno avendo anche un certo successo, come vabbè, si conosce, come dire, l'avvocato dell'atomo che ha un grande pubblico, nonostante io lo devo dire, nessun rancore, ma non condivido certe metodologie, però ognuno ha le sue e quindi si rivolgono a pubblici probabilmente con esigenze diverse e quindi ognuno si fa la sua. E poi l'associazione nucleare ha ragione, però si tratta comunque di sì, studenti di fisica, studenti di ingegneria, eccetera, nucleare, però non sono progetti supportati dalle università, non sono progetti di outreach supportati dalle università. I progetti di outreach supportati dalle università vanno più su dei canali un po' più prestabiliti e non affrontano queste tematiche in questo modo così diretto, ma sono appunto iniziative di singole persone o di associazioni di persone che si raggruppano intorno a un progetto di comunicazione nato in modo abbastanza spontaneo, ecco. Quindi da questo punto di vista effettivamente abbiamo un po' un problema di comunicazione, ma speriamo che adesso con queste cose abbiano un po' avviato un mutamento dell'agenda della comunicazione anche, e che quindi si trovi il modo, anche facendo degli errori, anche magari litigando prima o poi, di arrivare a un terreno comune dove effettivamente una parte riesce a dire qualcosa all'altra e a riceverne qualcosa in modo che si possa costruire Un ponte. un ponte, sì, sì. Grazie. Ho fatto molte. No, sei stata veramente esaustiva e veramente il modo che hai di esprimere concetti veramente difficilissimi bilancia sia il pubblico colto che quello che non ne sa veramente nulla, quindi sia gli studenti universitari che persone che veramente leggono il giornale, leggono sul giornale qualche notizia di fisica ma non ne sanno veramente nulla. Oggi anche nella comunicazione pochi sono gli scienziati che comunicano. Io pensavo a Diffredi, per dire, è un matematico, ma gli scienziati che riescono a mediare sia il campo che spesso è invaso dal pubblicistico, quindi dalla pubblicità, quindi un campo dove l'informazione può dare spazio a quello che non fanno le università, che però non viene sfruttato anche in quel caso, perché dovrebbero essere di più gli scienziati che vanno veramente verso le televisioni, che scrivono attivamente presso dei giornali, delle rubriche.
Allora, io secondo me dovrebbero essere di più gli scienziati che si formano a parlare al pubblico, perché metterli a parlare tanti insieme senza fare un lavoro di mediazione può essere controproducente, come abbiamo visto, diciamo, in pandemia, però era un campo molto diverso. Però effettivamente io noto che c'è un maggiore interesse da parte, negli ultimi anni, non so se è una questione dovuta ai social, c'è un maggiore interesse da parte degli scienziati di comunicare. Si deve ancora trovare il modo di effettivamente di creare un messaggio che sia in alcuni casi, diciamo, soprattutto dove ci sono delle controversie, non sia percepito come contraddittorio dal pubblico, però vabbè, io voglio essere ottimista perché almeno l'alternativa, comunque ho sempre tempo per intristirmi, come dire. Sì, in effetti quindi abbiamo parlato di questo romanzo, di questo saggio, veramente Bene. perdonami perché parliamo spesso di romanzi e mi capita No, molto no, meno di certo. parlare di saggi, però in questo saggio se ne parla tanto di romanzi che sono stati scritti e da cui hanno tratto film. Il punto proprio di leggere un saggio rispetto a quello di leggere un romanzo fantascientifico sta nel fatto che ci si vuole informare, non si vuole restare ignoranti nel vedere il film, nel parlare così le chiacchiere da bar, nel parlare di quello che è stata la centrale nucleare, di quello che potrebbe accadere con nucleare. Poi nel frattempo, se magari ti viene detto che costruiscono una centrale nucleare o c'è un reattore vicino a casa tua, tu là diventi una bestia e vai a farti delle ricerche. Io credo che per un uomo, così come per la donna, è necessario, per l'essere umano è necessario avere una cultura completa, soprattutto oggi. Quindi questo saggio secondo me è utile, importante, fondamentale e vale la pena dedicare il tempo necessario a leggerlo, un saggio bellissimo, esaustivo, che veramente consiglio in prima persona, ma che consiglierebbero e consiglieranno sicuramente anche gli studenti universitari, così come le università e le varie associazioni, ambientaliste e non. Grazie Silvia per questo incontro, abbiamo sforato tantissimo e ci rivedremo alla prossima, condividerò i tuoi interventi. Grazie, Grazie, grazie grazie mille mille. per questo Ciao, tempo. ciao a tutti. Ciao.